appunti così mi viene da piangere, cazzo. Stavo facendo il video per un albergo, credo il video più bello che abbia fatto in vita mia, soprattutto a tempo, di quelle riprese pazzesche di notte, le luci, il drone, una roba indescrivibile. Porca puttana, ero talmente preso dal lavoro che non ho salvato e mi si blocca il Filmora, come sempre. È l'unico programma che mi si blocca su sto computer, e anche se aggiorni le versioni non c'entra, il Filmora si blocca di continuo, anche se aggiorni i driver delle schede video. Vabbè, adesso vediamo se mi recupera qualcosa. Sto testa di cacchio, vediamo che mi dice, vediamo se ha recuperato qualcosina. Dice che gli errori sono sempre dovuti alla scheda grafica. Questo PC ha due schede grafiche, una è la Intel per l'uso normale e l'altra è l'RTX dell'Nvidia per programmi ad alte prestazioni. Niente, ho perso completamente tutto. Devo rifare tutto, ma proprio tutto da capo. Mamma mia, mi viene da piangere. Non vorrei essere pesantino con questo discorso, ma adesso mi sfogo un attimo con te, perché per me è una cosa gravetta. È un po'... andiamo fuori dall'ambito video, no? Facciamo finta che tu sei un artista, no? Che sta disegnando un quadro, sta dipingendo un quadro. Questo è il quadro più bello che hai fatto in tutta la tua vita, cioè infinitamente più bello di tutti gli altri, e il motivo per cui è più bello di tutti gli altri ovviamente è una grandissima botta di culo, insomma, perché tu sì, bene o male decidi dove mettere il pennello, decidi i colori, però... la fortuna ha voluto, diciamo, che hai fatto un tratto un po' più preciso, o hai dato una forma piuttosto che un'altra, o hai scelto un colore che era più bello di quello che avresti potuto scegliere normalmente, eccetera eccetera eccetera. Fatto sta che era per culo, era venuto fuori veramente un capolavoro. Non mi piace vantarmi, lo so, ok, non è bello, però veramente a me piaceva da matti. Io ne ho visti tanti di video musicali, cinematiche, eccetera. Per carità, nulla in più degli altri di quelli ad alto livello, effettivamente sì, però insomma per un tra virgolette principiante, insomma, era venuto fuori un capolavoro incredibile, porca miseria. Salvataggi appunto non ce ne sono stati, quindi non ho salvato neanche una virgola. Se io adesso mi rimetto a farlo, so già che sì, verrà fuori un video carino, perché ovviamente i video, le riprese sono state fatte, la colonna sonora me la ricordo, però non sarà assolutamente la stessa cosa di quello che per culo era venuto fuori prima. Ti dico, ci si spende una grande energia, probabilmente per arrivare al punto in cui ero arrivato ci avrò messo 30-40 minuti, che non è niente, dici te, però 30-40 minuti estremamente concentrato, e nulla è stato buttato lì al primo colpo. Ogni ripresa andava associata a parte della musica, no? Perché c'era la musica magari un po' più accesa, allora vedevi le scene delle danze, la musica un po' più rilassante, la musica di apertura, no? Che si alzava il drone, vedevi il tetto con la piscina, la gente, la città in sottofondo di notte. Porca di quella puttana, io so già, vabbè, adesso mi sto facendo un caffè per calmarmi, giustamente, no? E so già che non mi arriverà lo stesso. No, non so se puoi capire che razza di video intendevo. Con tutto rispetto, non sono come quelli che faccio nelle puntine, quelli musicali, eccetera, perché nelle puntine io praticamente non faccio altro che girare a cacchio, no? Quando uso la fotocamera, e in post produzione scelgo una canzone che quel giorno può andarmi bene, la metto, e in base alla canzone taglio le scene, ma una dopo l'altra, non è che scelgo prima questa, dopo quella, dopo ritorna l'altra, hai capito? Quindi è una cosa molto semplice e veloce quella che faccio per le puntine, per i video delle puntine. E qua, grazie GP che mi fai i rumori di sottofondo, e qua cacchio ci ho messo l'anima, porca puttana, non so se ridere o piangere, vabbè dai, riproviamo Italia. So che non ti interessa niente, però magari sì, ai videomaker o a chi piace un po' per passione così fare video, sì, sa che è una frustrazione che forse conosce anche lui. Comunque ragazzi, questo l'ho sempre detto da una vita facendo il tecnico informatico all'epoca: mai fidarvi dei computer, mai e poi mai, sia per l'utilizzo, per il lavoro che stai facendo in quel momento, ossia salvare di continuo, e sia per le periferiche di memorizzazione, compreso anche il cloud. Io ho perso roba su Evernote, ho perso roba su Google Drive, ho perso roba negli hard disk,
e quindi mai fidarsi, mai fidarsi. Sai che se ci sono cose importanti ovviamente salva ogni 2-3 minuti, della serie predicar bene e razzolar male, ok, perché è quello che dico sempre ma in realtà poi hai visto alla fine non faccio. E per quanto riguarda il salvataggio dei dati, tieniti sì il tuo disco, poi fatti anche una copia in DVD e poi anche una copia nel cloud, cioè 3 copie senza non è esagerato, fidati. Candlelight, you're looking new tonight. Lonely mind, maybe that's why. Wildfire, turn into ash. What was bright every time? See, you should run for your life. I could feel, you could know, we could finally learn how to love and let go. We could. Ecco, sono riuscito a cattare una ciotolina più piccolina per le pappe del CP, così almeno Poretta le sembrano di più. Calma, forse per me il CP la ingozzerei fino a vomitare, è che il CP, come molti sanno, ha avuto una pancreatite, quindi sta seguendo una dieta molto rigida sia come tipo di alimentazione che purtroppo per lei come quantità. Per fortuna ci hanno fatto passare dai 4 pasti al giorno ai 3 pasti al giorno. Per me non era un problema dividergli il pasto in 4, solo che dividendo in 4 Poletta le sporcavi la ciotola praticamente, hai capito? Quindi anche per lei, cioè, almeno un ricordo. Ah, ho pranzato, no? Hai capito? Vabbè, insomma, adesso almeno con il pasto diviso in 3 e la ciotola, sentila, tintum, la ciotola, con la ciotola piccola e il pasto diviso in 3, almeno insomma si fa la mangiatina, povero cane. Per il momento questo è il ristorante del CP. Dopo ci andranno i cassetti e il ristorante del CP verrà spostato dietro alla dinetta. CP. Oggi è anche sabato, quindi oggi diciamo non lavoro. Almeno decido di non lavorare. Brava, ti metti lì al sole con la tua pallina. Seppur non sia una regola generica, al pitbull o comunque i cani con sangue terrier, avendo un alto istinto predatorio, amano giocare con la pallina. In questo caso Amy ci fa anche il tesoro, proprio se la custodisce, no? se la tiene di cura, vero Amy? Amy? Sì. E nel frattempo scruta in giro se c'è qualche cane da castigare. È terribile sto CP, che è pure stronza, perché quando c'è qualche cane, no, e lei ha la pallina, allora gli prende la pallina, gliela porta e guai a chi solo la guarda, cioè solo per fargli invidia, per dirgli questa è la mia pallina, maledetti. Eccolo. Oh, baby, understand me.